Io passerei quindi subito la parola a Giulia Meschino, che è Executive and Development Manager di EFTA, l'European Vocational Training Association, con sede a Bruxelles, che ci parlerà dell'impegno della Comunità Europea per parità di genere e occupazione femminile. Giulia, mi senti? Buongiorno, sì Silvia, grazie, spero voi mi sentiate perché non ho una connessione Sì, ti sentiamo particolarmente bene. Se potente. vuoi provare a condividere le tue slide così vediamo, ci assicuriamo, ecco, che si vedano, così evitiamo. Ok, ci siamo Silvia? Mi Sì, confermi che sì, le slide sono perfetto. visibili? Sì. Ottimo. Allora, anzitutto buongiorno a tutti quanti, a tutti i partecipanti e un grazie in particolare a Naip Veneto per avermi invitata a partecipare a questo evento, davvero molto interessante. Come Silvia ha già avuto modo di dire, mi chiamo Giulia Meschino, sono la coordinatrice della European Vocational Training Association, EVTA in breve. EFTA è una rete europea che ha come mission quella di rappresentare e dare visibilità internazionale al settore della formazione professionale e ai suoi principali attori. Abbiamo sede a Bruxelles, come Silvia stava per l'appunto menzionando prima, e siamo molto attivi nel dialogo sulla formazione professionale. Abbiamo un canale di dialogo diretto con le istituzioni europee. Oggi sono stata invitata a parlare delle principali iniziative portate avanti soprattutto dalla Commissione europea in tema di parità di genere e occupazione femminile. Il gender gap nel mercato del lavoro europeo purtroppo resta prevalente e nonostante ci siano stati significativi progressi, le donne restano loro malgrado meno attive nel mercato del lavoro europeo e forniscono un numero di ore di lavoro significativamente inferiore a quello degli uomini. Inoltre, rispetto agli uomini, pochissime donne europee raggiungono i gradini più alti della scala aziendale. Prima di entrare un po' più nel vivo di questi temi, ritengo opportuno darvi una panoramica di quelli che sono gli indicatori statistici più significativi per l'analisi delle dinamiche del mercato del lavoro. Questi indicatori sono livelli di istruzione, di occupazione e di guadagno e sono particolarmente importanti per misurare la differenza nella situazione tra uomini e donne. Per cui partiamo con l'osservare molto velocemente l'indicatore statistico relativamente all'istruzione. Ne abbiamo due particolarmente interessanti in questo caso. L'indicatore relativo all'istruzione terziaria, ossia al conseguimento di diplomi universitari, dottorati, quindi parliamo di un'educazione, di un'istruzione di alto livello. Altro indicatore molto interessante è quello della partecipazione alla formazione continua, quindi dell'adult education. Immagino che le slide vi saranno fornite successivamente. Io ho anche inserito in tutte le slide dei link alle fonti da cui ho attinto i dati, ovviamente Eurostat, l'Eurobarometro, quindi vi invito anche in una seconda fase a osservare direttamente i dati statistici. Come tutti sappiamo, il livello di istruzione può influire notevolmente sui tassi di occupazione. Il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni, e qua parliamo della popolazione in generale senza fare distinzioni di genere, quindi popolazione che ha raggiunto un alto livello di istruzione, come dicevo prima, istruzione universitaria, laurea di primo livello, lauree brevi, nel 2019 a livello di UE era pari all'84,8%. Si tratta di un tasso molto più elevato rispetto a quello di coloro che hanno conseguito solo un livello di istruzione basso, tra virgolette, quindi un livello di istruzione primaria o secondaria inferiore, che è del 55,8%. È quindi abbastanza evidente che ad un maggiore livello di istruzione conseguito corrisponde anche un aumento della probabilità di ottenere un posto di lavoro.
Volendo comparare i livelli di istruzione terziaria tra uomini e donne di età compresa tra 25 e 34 anni, quello che ho riscontrato nell'analisi dei dati è che i livelli di apprendimento di uomini e donne adulti tra i 25 e i 60... No, scusatemi, sto facendo un attimo confusione. Ad ogni modo i dati mostrano chiaramente che sia per quanto riguarda l'istruzione terziaria, sia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione continua, le donne sono molto più propense e sono il gruppo maggioritario che consegue istruzione terziaria e formazione continua. Per cui abbiamo il genere femminile, il gruppo femminile dimostra avere un maggiore interesse verso istruzione e formazione, verso quella che è l'apprendimento nel corso della vita, un interesse maggiore rispetto a quello maschile. Però è interessante poi andare ad osservare che invece se guardiamo l'indicatore statistico dell'occupazione, la situazione si capovolge, perché il tasso di occupazione degli uomini nel 2019 è stato superiore a quello delle donne sul continente europeo. È vero sì che dal 2005 il tasso di occupazione delle donne è cresciuto in tutta Europa, c'è stato un aumento di circa 8,6 punti percentuali a livello di UE. Anche quello maschile è cresciuto, tuttavia ha avuto un andamento più contenuto, ossia è cresciuto di più 3,9 punti percentuali. Quindi il divario tra i due generi in termini di tasso di occupazione è sì diminuito in Europa, perché è passato dal 16,4 punti percentuali nel 2005 a 11,7 punti percentuali nel 2019. Tuttavia, a livello di UE 27, il tasso di occupazione nel 2019 resta ancora di 11,7 punti percentuali più elevato per gli uomini che per le donne. Quindi, nonostante le donne siano più formate e conseguano titoli di studio più alti, restano allo stesso tempo meno occupate rispetto agli uomini. E le ragioni sono infinite e avremo modo di osservarle successivamente. Un altro dato interessante a mio avviso da osservare è quello dei salari. Allora, sebbene i livelli di divario retributivo di genere varino notevolmente tra i paesi dell'UE, nel 2019 la retribuzione oraria lorda delle donne è stata in media del 14,1% inferiore a quella degli uomini nell'Unione Europea e del 14,9% inferiore nell'area euro. Analizzando il gender pay gap non rettificato è un dato piuttosto particolare, si tratta della differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei dipendenti retribuiti di sesso maschile, delle dipendenti retribuite di sesso femminile, come percentuale della retribuzione oraria lorda media dei dipendenti retribuiti di sesso maschile, capite la complessità del dato. Tuttavia vi assicuro che possiamo constatare che nel 2019 la retribuzione oraria lorda delle donne era in media del 14,1% inferiore a quella degli uomini. Ci sono due osservazioni interessanti che ho riscontrato nell'analisi di questo dato. Allora, relativamente al gap salariale tra uomini e donne, anzitutto il divario retributivo di genere è generalmente molto più basso per i nuovi entranti nel mercato del lavoro e tende ad ampliarsi con l'età, il che significa che per le giovani donne il gap salariale con i rispettivi colleghi uomini è inferiore rispetto che per donne in età più adulta. Una delle ragioni ovviamente rappresentata dalle varie interruzioni di carriera che le donne possono subire nel corso della loro vita professionale. L'altra osservazione molto interessante che volevo condividere con voi è che nel 2019 la maggior parte dei paesi dell'UE ha registrato un divario retributivo di genere in termini assoluti più elevato nel settore privato rispetto a quello pubblico. Questo perché nel pubblico ci sono delle griglie salariali trasparenti e quindi c'è meno possibilità di esacerbare i gap salariali.
Ad ogni modo, direi che l'escursus sui dati ci dà una panoramica un po' di questo gender gap nel mercato del lavoro. Quindi possiamo affermare in maniera generale che le donne sono più acculturate e più formate degli uomini, ma hanno più difficoltà ad accedere e a rimanere nel mercato del lavoro e sono meno pagate. Questo ovviamente rappresenta un problema se a livello di UE, di Unione Europea, vogliamo perseguire l'obiettivo di una crescita socio-economica globale. Ma veniamo un po' al cuore di questo intervento. Cosa fa l'Unione Europea per promuovere l'uguaglianza di genere? Allora, ovviamente abbiamo una commissione presieduta da una donna, per cui è inevitabile che ci sia un interesse particolare relativamente alle questioni di uguaglianza di genere. La parità di genere infatti è un valore fondamentale dell'Unione Europea, è un diritto fondamentale, è un principio chiave del pilastro europeo dei diritti sociali. A livello di istituzioni europee sono molte le istituzioni che hanno al loro interno dei comitati specifici dove vengono affrontate le questioni di parità di genere, dal Parlamento europeo al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni. Qui per esigenze di tempo mi soffermo su due iniziative molto importanti messe in campo dalla Commissione europea, come dicevo prima. La strategia dell'Unione Europea per l'uguaglianza di genere mantiene l'impegno della commissaria Ursula von der Leyen a realizzare un'unione di uguaglianza. Questa strategia, di cui trovate il link su questa slide, che vi invito ad andare a leggere, presenta obiettivi politici e azioni per compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa di parità di genere. L'obiettivo principale della strategia è quella di un'unione in cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi però di perseguire il percorso di vita prescelto, abbiano quindi pari opportunità e possano ugualmente partecipare e guidare la società europea. La strategia prevede degli obiettivi di ampia portata, molto diversi, non sono obiettivi focalizzati essenzialmente all'inclusione socio-economica delle donne, ma sono obiettivi appunto molto generali come porre fine alla violenza di genere, sfidare gli stereotipi, colmare appunto i divari nel mercato del lavoro, quindi è una strategia a 360 gradi. E sebbene si concentri su azioni all'interno dell'Unione Europea, è una strategia che porta avanti una sua coerenza anche in quella che è la politica esterna dell'UE, quindi con questo approccio anche di andare oltre i confini dell'Unione e applicare gli stessi principi anche nel rapporto con i paesi terzi. Come uno dei primi risultati della strategia, la Commissione ha proposto delle misure vincolanti per la trasparenza salariale da raggiungere entro la fine del 2020. Purtroppo, all'inizio del 2020, sappiamo tutti, la crisi sanitaria ha colpito l'Europa. Nel primo report che è stato elaborato per appunto monitorare i progressi di questa strategia messa in campo, è il report del 2021, è stato evidenziato come la pandemia da Covid-19 abbia colpito principalmente le donne in generale e soprattutto la loro partecipazione al mercato del lavoro. Questo perché le donne sono predominantemente lavoratrici di settori e di occupazioni meno retribuite e anche più toccate dalla crisi. Pensiamo al settore dell'ospitalità, a quello della vendita al dettaglio, i servizi alla persona, per cui ovviamente sono stati i primi settori che hanno avuto un impatto, che hanno subito l'impatto forte della crisi sanitaria. Avrei anche qui ancora alcuni dati, ma temo che i tempi non me lo concedano. Ci tengo però a mostrarvi ancora quest'altra slide perché tralasciando appunto dati statistici relativi all'impatto del Covid sulle donne, che vi invito ad andare ad osservare direttamente,
Volevo però sottolineare il fatto che la Commissione europea, proprio a fronte del grosso problema creato dalla crisi sanitaria, resta comunque impegnata ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro perciò ha messo in campo tutta una serie di iniziative, ha inserito anche dei piani di azione per attuare quello che è il pilastro europeo dei diritti sociali, che è stato adottato il 3 marzo del 2021, fissando in particolare l'obiettivo di dimezzare il divario occupazionale di genere rispetto al 2019 e raggiungere un obiettivo occupazionale per l'intera popolazione in età lavorativa, favorendo appunto anche la formazione. Inoltre la Commissione cerca di stimolare in maniera sempre più forte l'imprenditorialità femminile, perché sono state messe anche delle raccomandazioni a livello di Commissione, delle raccomandazioni specifiche per paese che sottolineano appunto l'importanza di sostenere la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e soprattutto sostenere le donne imprenditrici. Per questo la Commissione ha creato una serie anche di tool pratici, non soltanto delle linee di finanziamento, come ad esempio il Fondo Sociale Europeo Plus, che prevede appunto dei fondi per investire, per supportare la creazione di imprese femminili gestite, create da donne, ma anche una serie di strumenti che permettono un'assistenza tecnica, che permettono permettono di supportare appunto le donne nello sviluppo dei loro business plan e dell'attuazione delle loro idee imprenditoriali, un po' come il progetto Flexwork ha l'ambizione di fare. Ecco, io direi che vi ho raccontato abbastanza, ovviamente molto ancora ci sarebbe da dire, purtroppo i tempi non ci permettono di dilungarci ulteriormente, per cui nel caso in cui appunto la presentazione verrà condivisa avete dei link da poter consultare per maggiori informazioni. E ovviamente resto anche a disposizione per qualunque curiosità relativamente al tema del gender gap, ma anche ai temi più generali della formazione professionale in Europa. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie mille Giulia. E credo sia, grazie mille per la presentazione, avere comunque i dati precisi su quella che è la realtà di oggi, credo faccia molto riflettere tutti. Spesso sentiamo parole, sentiamo notizie, ma non abbiamo mai un'idea chiarissima di quello che è. E fa molto riflettere anche il fatto che l'interesse femminile verso comunque la formazione continua sia quasi inversamente proporzionale a quelli che sono però i dati sull'occupazione. Ora io vorrei lasciare la parola a Laura Chiaia, che è responsabile dei servizi al lavoro e alle imprese per Enite Veneto, che invece ci parlerà un po' di quelle che sono le opportunità e le iniziative attive nel territorio della regione del Veneto. Buongiorno a tutti, bentrovate e bentrovati. Allora, cerco anch'io di condividere, ho alcune slide e mi collego con quanto detto dalla collega Giulia, portando l'attenzione sulla situazione della nostra regione Veneto. Allora, condividi. Ok. Che l'emergenza sanitaria avrebbe avuto pesanti ripercussioni sull'economia e sul mercato del lavoro, determinando anche un rafforzamento delle disuguaglianze e l'emergenza di nuove forme di fragilità, era chiaro fin dall'inizio. In termini di occupazione femminile, negli ultimi anni erano stati fatti importanti passi avanti.
Infatti, nel 2019 il grado di partecipazione delle donne al mercato del lavoro ha raggiunto in Veneto il suo massimo storico, su livelli ben superiori alla media nazionale, anche se però ancora lontani da quello di altri paesi europei. A favorire questa crescita sono state anche forme di lavoro temporaneo, parasubordinato e il part-time, che in molti casi hanno offerto alle donne la possibilità di inserirsi o rimanere nel mercato del lavoro, consentendo flessibilità e possibilità di conciliazione tra i tempi di vita e lavoro. Il risultato però è che i percorsi lavorativi delle donne risultano spesso più discontinui, rendendole più vulnerabili in termini di accesso alle tutele dell'occupazione, pregiudicandone gli sviluppi di carriera. Il lavoro delle donne, vorrei riflettere con voi su questo, deve essere percepito non come un problema di conciliazione tra vita e famiglia, ma come una leva di sviluppo economico, produttivo, tecnologico e sociale, incentivando la qualità dell'occupazione e le carriere femminili. Il rapporto Veneto Sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, un documento che analizza lo stato dell'arte del nostro territorio in merito ai 17 obiettivi posti dall'Agenda 2030, sottolinea alcuni fattori rilevanti su cui soffermarsi. Le donne continuano a incontrare più ostacoli nei percorsi lavorativi. La quota delle donne dirigenti è nettamente inferiore a quella degli uomini, minore presenza femminile nell'imprenditoria. Dal 2016 la Regione Veneto ha prestato particolare attenzione al tema delle pari opportunità, promuovendo 2 importanti iniziative. La prima, Pari opportunità al lavoro che cambia, una direttiva a supporto dell'occupazione femminile. La seconda iniziativa, Protagonisti del cambiamento, in cui erano previste 4 linee progettuali, di cui 2 Imprese smart e donne in prima linea, finalizzata alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, alla creazione di nuove opportunità di occupazione e di riduzione del gap di genere. Un'ulteriore iniziativa è il bando Il Veneto delle Donne, e la direttiva la 50226 del 2020 è uno strumento finalizzato a sviluppare i seguenti obiettivi: supportare le donne nei processi di cambiamento per aumentarne l'occupabilità e la valorizzazione dei talenti, promuovere l'accesso delle donne alle discipline STEM, favorendo il cambiamento culturale e la riduzione degli stereotipi di genere, diffondere maggiormente tra le donne la cultura di impresa, mettendo a disposizione strumenti utili a favorire l'ibridazione delle competenze. Ultimo obiettivo: accompagnare le donne attraverso la valorizzazione di percorsi che consentano l'ibridazione tra competenze tecnico-digitali e competenze umanistico-creative. Sul Veneto, nell'ambito di questo bando, ENAIP Veneto è capofila di 2 progetti che sono iniziati a ottobre scorso, sono in fase di erogazione con grande anche soddisfazione sia delle destinatarie e sia di tutto il team di lavoro che sta portando avanti questa bellissima iniziativa. I progetti: primo progetto, Le donne creatrici di valore per un Veneto sostenibile, è rivolta a 12 donne disoccupate e prevede attività di orientamento, formazione in ambito di sartoria e lavorazione di metalli non nobili e anche attività di tirocinio. Per alcune donne abbiamo previsto anche la possibilità di creazione di start-up. Il secondo progetto, Le donne venete valore per la crescita, è un progetto nato dalla volontà di alcune aziende libere professioniste, socie della Fondazione Marisa Bellisario, che desiderano promuovere la leadership femminile, valorizzare il capitale umano femminile nel Veneto e consolidare la forza delle donne venete, consce del potenziale dei loro talenti che mettono ogni giorno a disposizione della crescita del Paese. Questo progetto è concepito come un laboratorio permanente, prevede il coinvolgimento di più di 150 donne, 826 ore di formazione e molti interventi di riattivazione e animazione territoriale come webinar, workshop, teatro d'impresa e eventi sul territorio, completando il tutto a ottobre, con i primi di ottobre, con un grande evento finale a livello sia veneto insomma che nazionale. Altra iniziativa che nasce nel 2019 è l'assegno per il lavoro.
È un'iniziativa della Regione Veneto rivolta a persone disoccupate over 30. Poi vi farò vedere insomma la grande partecipazione delle donne su questa opportunità, come diceva prima Silvia, diversamente proporzionale dal punto di vista dell'interesse delle donne nella riqualificazione attraverso corsi di formazione professionale. L'assegno per il lavoro è un assegno virtuale che permette l'acquisto di servizi qualificati di assistenza alla ricollocazione, quindi attraverso interventi di orientamento, counseling, corsi di formazione, di aggiornamento professionale e servizi di supporto all'inserimento e reinserimento lavorativo. La prossima slide è un report relativo alla situazione fino a febbraio 2021. È un report di Veneto Lavoro sul grande interesse che sta ottenendo questa misura, che sarà quindi fino al dicembre 2021 sarà portata avanti, poi ci saranno ulteriori finanziamenti da parte di Regione Veneto. Quindi sono stati rilasciati 52.775 assegni, vuol dire che sono stati presi in carico dai vari enti accreditati all'assegno per il lavoro e servizi per il lavoro, più di 50.000 persone, e come vedete il 55% degli over disoccupati sono donne. Non c'è una grande discrepanza, insomma, tra la percentuale di uomini e donne che partecipano a questa iniziativa. Come si posiziona ENAIP in questo? Noi abbiamo le nostre 18 sedi nel territorio veneto che sono accreditate ai servizi al lavoro e quindi che operano nell'ambito dell'assegno per il lavoro. In questo momento abbiamo preso in carico abbiamo in carico 3.480 persone, di cui 55% donne e 45% uomini. Sono state erogate ad oggi più di 26.000 ore di orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso una grande lavoro, diciamo, scusate la ripetizione, degli operatori mercato del lavoro che supportano le persone a reinserirsi nel mondo del lavoro, e sono stati erogati più di 600 corsi di formazione, 636 corsi di formazione di durata differente e di anche tipologia differente, da corsi in area amministrativa, contabile e finanziaria, in area di ristorazione, area di tecnologie industriali, salvatura, marketing, che prevedono anche esercitazioni pratiche in laboratorio, quindi quella formazione specialistica e mirata che per una più semplice, insomma, rientrata nel mondo del lavoro. Questi percorsi vengono anche coprogettati con le aziende che sempre più hanno interesse a inserire nel loro team persone formate. Altra iniziativa, non l'ultima, altra iniziativa è Yes ai Startup. Parlavamo appunto di startup, di autoimprenditorialità, formazione per l'avvio d'impresa, l'edizione 2021-2022. ENAIP Veneto è accreditata per l'organizzazione di questi percorsi di formazione e accompagnamento all'autoimprenditorialità, e quest'anno l'avviso prevedeva l'apertura anche a nuovi target, non solo a giovani NEET, quindi a giovani under 29, ma è stata aperta anche alle donne inoccupate e a persone con disoccupazione di lunga durata, ma soprattutto a donne inoccupate, attraverso un percorso personalizzato che conduca alla definizione di un'idea di impresa. Quindi questo accordo di collaborazione istituzionale tra ANPAL e Ente Nazionale per il Microcredito ha l'obiettivo di sostenere l'avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali attraverso l'erogazione di finanziamenti agevolati con programmi di spese inclusi tra i 5.000 e i 50.000 euro. Prevediamo l'avvio di questi percorsi da settembre 2021. Io avrei terminato qui come iniziative attive in questo momento.
Comunque, per informazioni di nuove opportunità potete fare sempre riferimento a noi, a tutto il team ENAIP, perché sicuramente ci saranno nuove iniziative, nuove opportunità dedicate a noi donne. Grazie per l'attenzione e ripasso la parola a Silvia. Eccoci, allora grazie mille Laura, grazie anche a te per i dati molto precisi che ci hai dato, ma soprattutto per la panoramica di quelle che sono le iniziative attive sul territorio. Spesso per un motivo o per un altro non ne veniamo a conoscenza oppure le conosciamo ma non sappiamo bene quante sono le opportunità che abbiamo nel nostro territorio, in particolare per noi qui in Veneto. Vi ricordo comunque che per qualsiasi domanda o approfondimento noi vi faremo avere tutte le presentazioni dei nostri relatori, dove trovate anche i loro contatti, o comunque per qualsiasi necessità potete scriverci e noi vi mandiamo, ecco, tutto il materiale che vi interessa. Passerei subito la parola invece ora a Elisa Di Martini, Project Manager di In Situ per ENAIP Veneto. Elisa è Project Manager appunto di questo progetto In Situ e che parla un po', diciamo, affronta il tema dell'imprenditoria e dell'autoimpresa e sempre nell'ambito femminile, in quanto progetto che la Regione del Veneto ha rivolto in particolare proprio alle donne. Elisa, se ci sei, mi senti? Sì, sì. Ecco, allora ti lascio il palco. Non so se se devi presentare. Sì, adesso ok, perfetto. Condividere lo schermo. Intanto buongiorno a tutti, grazie a Silvia e adesso condividerò. Ecco qui. Allora, qualche parola ecco, sul progetto di cui ci stiamo occupando. Dico C perché anche Silvia è assistente appunto nell'attivazione di questo progetto e quindi siamo insieme anche a Carlotta Vazzoler, che saluto in modo particolare, di Fondazione Bellisario, che anche insieme a noi appunto ha dato un grande impulso e grande sostegno a questo progetto. Allora, questo progetto è un progetto che fa parte e quindi è finanziato da un programma della Comunità Europea, appunto Interreg, Central Europe, e mette in collaborazione, in cooperazione, i paesi dell'Europa centrale. Come vedete, abbiamo elencato appunto il partenariato, abbiamo il Board of Education di Vienna, il Dipartimento quindi educativo, insieme all'Università di Economia, sempre di Vienna, e a una business agency che supporta l'aspetto, diciamo, più operativo. Poi ogni partner ha al suo interno due soggetti che rappresentano nello specifico la dimensione, possiamo dire così, istituzionale da un lato e insieme alla dimensione più operativa. Ecco, come vedete i paesi che sono coinvolti sono la Germania, la Polonia, la Slovenia, la Croazia e l'Italia. Per l'Italia i soggetti sono la Regione del Veneto, nello specifico il Dipartimento dell'area lavoro e ENAIP Veneto invece che rappresenta appunto il partner cosiddetto operativo, quindi noi ci occupiamo di tutto quello che è l'aspetto più di erogazione del progetto, anche se comunque abbiamo sempre collaborato anche per tutto quello che è la parte di progettazione e di pensiero del progetto. Il progetto si è avviato ad aprile del 2019 e terminerà in marzo del 2022. Di che cosa si occupa? Il progetto nello specifico vuole supportare e migliorare quelle che sono le competenze imprenditoriali
delle persone nella logica di una innovazione, quindi innovazione che nello specifico si esprime sia nell'ambito, diciamo così, economico che nell'ambito sociale. Nel senso che le idee progettuali che sono state poi sviluppate all'interno della progettazione si sono un po' andate a raggruppare intorno a questi due fulcri, quindi l'aspetto proprio di tutto ciò che era collegato a una tematica sociale, mentre dall'altro appunto si è sviluppata tutto ciò che era legato a una dimensione invece più di affari, più di business, quindi più nel settore economico. Come sfondo il macro obiettivo era comunque quello di ridurre la disoccupazione di lunga durata, che è una delle tematiche, diciamo, che è spesso trasversale o il fine ultimo di tutte le nostre progettazioni. Perché abbiamo inserito questo progetto all'interno appunto della tematica donne? Proprio perché ENAIP insieme con Regione Veneto ha deciso di destinare questa attività progettuale ad un target femminile e quindi le persone che sono state coinvolte dall'inizio del progetto sono state donne disoccupate che si possono così diciamo rappresentare e identificare in due ambiti di età, nel senso che da un lato abbiamo coinvolto donne che erano di età inferiore ai 30 anni, mentre dall'altro abbiamo coinvolto donne over 50, quindi che avevano compiuto il 50° anno di età. Questo perché questa scelta, diciamo, rispecchia anche un po' quella che è la metodologia cosiddetta innovativa di questo progetto, che ha voluto fortemente un approccio di scambio intergenerazionale. E quindi le metodologie, le modalità didattiche sono state caratterizzate proprio da questa spettacolare, mi sento di dire, contaminazione fra persone che erano più giovani, sono più giovani e che quindi non avevano magari ancora maturato competenze per quanto riguarda la dimensione professionale, ad esempio, ma che dal canto loro avevano questa forte spinta anche alla dimensione dell'autoimpresa o comunque dell'inserimento lavorativo, insieme a donne che magari un pochino meno giovani, ma sicuramente con una freschezza e un entusiasmo rispetto alle competenze che avevano maturato, anche insieme nello stesso tempo desiderose anche di trasmettere e condividere queste loro esperienze con le generazioni più giovani. E credo che questo sia stato davvero uno degli aspetti più interessanti e anche che hanno lasciato il segno proprio all'interno del nostro progetto. Ecco, se vedete questa slide magari è poco nitida nelle parti forse un po' più piccole, ma vuole un po' rappresentare graficamente quello che è stato il nostro percorso. Un percorso che è strutturato sostanzialmente su 2 sessioni formative di 6 mesi, quindi le donne sono state coinvolte, quelle donne che hanno frequentato la prima sessione per questo periodo di tempo. Le attività che sono state sviluppate sono inserite all'interno appunto della tematica dell'autoimpresa e quindi si è partiti da quello che era un laboratorio di generazione delle idee per chi non aveva ancora un'idea chiara rispetto a quello che avrebbe voluto sviluppare o semplicemente uno sviluppo dell'idea che veniva presentata, sia come formazione, quindi formazione di gruppo, diciamo, che ovviamente a causa del Covid si è tenuta in modalità a distanza, ma anche attraverso una consulenza e un mentoring individualizzato che i nostri consulenti hanno dato alle persone. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era proprio quello di provare a sviluppare un'idea imprenditoriale che potesse rispondere, come vi accennavo in precedenza, a questo doppio filone sociale o il filone
business quindi economico, partendo dal nucleo dell'idea fino ad arrivare alla stesura del business model canvas. Abbiamo utilizzato anche il business model U e fino a fornire comunque alle persone informazioni e nozioni e quindi supporto rispetto alla fase invece di lancio del progetto e insieme di crowdfunding, quindi come provare a finanziare il proprio progetto. Le persone che abbiamo coinvolto sono state 16 partecipanti e 4 sono state le idee che si sono non solo sviluppate, ma che sono arrivate proprio a una vera e propria definizione. Nello specifico, così per entrare un attimo nei dettagli, vi dico che sono state 40 le ore di formazione, 10 le ore di supporto individualizzato per ciascuna partecipante come monitoraggio, diciamo così, e quindi prosecuzione di quella che era l'idea progettuale, e 15 ore invece di coaching individuale durante lo sviluppo dell'idea. Così condivido quelle che sono state le 4 idee che sono arrivate alla, come dire, alla definizione e al completamento dello sviluppo. Un'idea è quella che, ecco scusate, ho tralasciato di dirvi che accanto alla formazione delle partecipanti sono stati previsti dal progetto anche 2 momenti di formazione per i formatori, e quindi anche noi abbiamo potuto partecipare a una formazione specialistica rispetto all'accompagnamento di persone che si vogliono cimentare nello sviluppo di un'impresa e quindi i nostri futuri start-up. Ecco, vi dicevo che le idee che hanno visto la luce, nel senso che sono arrivate a compimento, sono 4 e sono state particolarmente interessanti per noi, anche proprio per essere seguite. La prima è un'idea che è stata sviluppata da una nostra partecipante e che è come dire, la definizione di un incubatore all'interno del quale si possono incontrare donne che sono vittime di violenza domestica. Ecco, il senso è quello che poi queste persone si possano incontrare, si possano supportare, possano scoprire insieme le proprie potenzialità in vista appunto di uno sviluppo anche di queste potenzialità, nonostante magari ci sia stato alle spalle un momento, ecco, di difficoltà. Poi un'altra idea invece, sempre sviluppata da un'altra partecipante, era legata al commercio online, quindi a distanza, di prodotti di bellezza fatti in casa. Quindi questo era il sogno che questa signora aveva coltivato da quando era molto giovane e che ha potuto adesso vedere insomma sviluppato, ecco, realizzato. Un altro progetto, un'altra idea imprenditoriale è stata quella invece di combinare quello che è lo street food service, quindi la vendita in particolare di birra, insieme ad un, come dire, aspetto invece più ludico-artistico, in particolare il mimo. Quindi è come se l'arte avesse incontrato il gusto, e quindi questa è l'idea di queste persone che vorrebbero sviluppare questa vendita per la strada di birra, coniugando però anche questa dimensione artistica insieme appunto a quella gastronomica. E poi l'ultima idea è stata invece quella di ideazione di una accommodation, quindi di un luogo, specifico una casa, all'interno delle quali le donne possono liberamente incontrarsi, quindi soggiornare, creare spazi e condividere spazi per la lettura, lo studio, la musica, quindi proprio uno spazio di condivisione al femminile, ecco, quindi una sorta di residenza. Ecco, sono state lanciate le campagne per crowdfunding, quindi la raccolta di finanziamenti, e noi auguriamo, appunto, abbiamo augurato a queste donne nello specifico di riuscire nella realizzazione di questo loro progetto, anche perché proprio le donne hanno spesso delle potenzialità, delle risorse che per tante motivazioni non vengono così sviluppate, e magari sono bellissime idee che restano
ecco, un po' nei cassetti. Quindi quello che abbiamo cercato di fare appunto con questo progetto è quello di dare voce e di dare visibilità a tutte a queste potenzialità. Ecco, chiudo dicendovi che all'interno di questo progetto è stata prevista anche una competition, quindi una gara internazionale che ha visto appunto la presenza di tutti i paesi con le loro rappresentanti, le loro partecipanti, e che proprio il Veneto, e quindi anche attraverso ENAIP, è risultato vincitore grazie a questa bellissima idea dell'incubatore per donne vittime di violenza, che ha vinto il primo premio come nell'ambito appunto del sociale. E sarà proprio la protagonista di questa vittoria la persona a cui lasceremo la parola al termine appunto della mia presentazione, che voglio ancora, ecco, ringraziare e a cui voglio inviare i miei più sentiti complimenti per il successo, ecco, di questa sua idea così bella, così innovativa e anche proprio così centrata sulle donne. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio la parola a Silvia. Grazie Silvia. Grazie mille Elisa. Sì, come vi diceva Elisa, ho avuto il piacere di collaborare, ho il piacere di collaborare con lei nella realizzazione di questo progetto che sta dando dei bellissimi risultati. Proprio per questo rimaniamo nell'ambito in situ e la prossima ospite che vi parlerà è proprio Luana, la persona, diciamo, la partecipante che ha portato questo progetto alla, come vi diceva Elisa, alla competizione finale, vincendo il premio di maggior impatto sociale, il Biggest Social Impact Award, alla competizione di In Situ. Luana ha fatto un bellissimo percorso in quanto lei è partita da quella che è la sua esperienza, ma ve ne parlerà lei poi, la sua esperienza, la sua storia personale, per trasformarla in quello che è un progetto di vita. Ma una cosa ancora più bella è stata che grazie anche alla formazione di In Situ, che è stata fatta insieme ad altre donne che hanno partecipato a questo progetto, ha avuto modo un po' di modellare, di rivedere la sua idea e di trovare altre persone, in particolare una collega, che la potesse supportare e che potesse lavorare con lei a questo progetto. Io però non vi anticipo altro perché vorrei che fosse proprio lei a parlarvene. Luana, se mi senti, ti lascio la parola. Ci sono, eccomi. Eccoti. Buongiorno a tutti. Mi vedete? Mi vedo ancora Sì, te? sì. Ok, perfetto. Buongiorno. Vi condivido subito il mio schermo. Vediamo se vedete. Vedi? Sì. Riesci a vederlo? Perfetto. Allora, buongiorno, benvenuti a tutti, vi ringrazio di avermi invitato e ringrazio soprattutto ENAIP e In Situ proprio di questa occasione. Io arrivo qui ad ENAIP dopo 8 anni di un Vietnam giudiziario. Io sono una vittima di violenza domestica e purtroppo la violenza non finisce quando finalmente una donna riesce ad andarsene. Io sono arrivata al centro antiviolenza molto dopo. Quindi volevo appunto ringraziare ENAIP In Situ, la Fondazione Belisario, che è proprio quella che mi ha permesso di entrare grazie attraverso il centro antiviolenza In Situ. Quando io sono arrivata al progetto, sono arrivata non con un'idea specifica, ma in realtà io ero alla riscoperta di me stessa, ovvero quando si esce da un processo di violenza purtroppo si perde proprio il contatto con se stesso, con se stessa, e quindi quando sono arrivata qui volevo cercare di capire chi ero all'inizio, chi ero prima della violenza, chi sono adesso, che cosa mi piace fare, perché purtroppo si perde veramente il contatto con il proprio corpo, si dimentica tutto. Cercare di capire che cosa so fare, ma soprattutto cosa mi piacerebbe fare, ovvero da questo momento in poi magari cercare di fare veramente quello che io voglio, non quello che altre persone mi impongono, mi hanno imposto.
E appena sono entrata nel progetto, mi sono resa conto che per me era veramente difficile addirittura fare il semplice curriculum, in realtà non ho ancora finito, perché era difficile darmi un valore. Parlandone poi nel centro antiviolenza mi sono resa conto che questa non era una cosa solo mia, ma è proprio un problema comune a noi donne vittime di violenza. E quindi ho cercato proprio di portare avanti questa cosa, ma soprattutto mi sono resa conto che per me era molto più semplice aiutare gli altri, anzi le altre, piuttosto che aiutare me stessa. Ed è un grande problema, e forse anche il problema che mi ha portato proprio all'interno della violenza. Quindi ho cominciato a pensare che forse proprio nel cercare di aiutare altre donne sarei riuscita ad aiutare me stessa e quindi crearmi magari una opportunità imprenditoriale. E da qui è nato il progetto Una per tutte, tutte per una. Non ho vinto io l'Awards. Secondo me è stata proprio una vittoria di tutto il gruppo. Questo secondo me è stata proprio la forza di questa cosa, che hanno collaborato tutte, perché hanno collaborato, mi hanno proprio aiutato a farlo, non ce l'avrei fatta senza di loro. Come nasce, ve l'ho detto, gli obiettivi che vorrei portare avanti. Allora, prima di tutto soddisfare delle necessità che sono state le mie necessità che ho avuto in questi anni. Risolvere dei problemi, perché ho avuto dei grossi problemi durante questo progetto e questo corso, e le mie compagne di corso lo sanno. Mettere a disposizione la mia esperienza, perché come vi spiegherò, la mia esperienza è di 22 anni di violenza domestica, o perlomeno 22 anni di relazione con una persona violenta e 8 anni di quello che chiamo io Vietnam giudiziario, perché poi uscirne non è così semplice come tutti pensano. Tutti pensano, beh, sei uscita dalla violenza, adesso riprendi la tua vita. No, perché la persona che ti ha portato, che ti ha fatto del male per 20 anni sicuramente non è disposto a lasciarti andare, o perlomeno non è disposto a renderti la vita facile. Per me la mia è stata molto difficile. Io sono arrivata al centro antiviolenza in questa fase, non prima. Prima, tutto sommato, ci ho messo 22 anni, ma sono riuscita ad uscirne. Quando io sono andata via di casa, era il 2012, non c'era quello che c'è oggi. Oggi è molto più facile, molto più semplice, il rapporto con gli assistenti sociali, con i carabinieri, con il pronto soccorso era veramente completamente diverso, era un incubo riuscire ad andarsene. E quindi quello che vorrei cercare di fare è aiutare altre donne, ma soprattutto aiutarle per evitare che subiscano tutto quello che ho subito io in questi anni, perché credetemi è stato un incubo. Ci sono delle false credenze, ovvero molti pensano che le donne vittime di violenza domestica siano donne che non sono intelligenti, siano donne che non sono forti, non hanno la forza di andarsene. In realtà no, perché può capitare a chiunque. Le donne vittime di violenza domestica sono in realtà delle donne che hanno delle cose in più, non in meno, ovvero sono delle donne che hanno un grandissimo senso della responsabilità, hanno un grandissimo livello di sopportazione, questo è purtroppo forse uno dei problemi più grossi, ed è proprio questo forse che le incatena alla relazione. Ma tutte le donne che io ho conosciuto vittime di violenza domestica non sono donne stupide, ve lo posso assicurare. Ci ho messo tanto, pensavo di essere stupida, pensavo di non, invece no, invece è proprio forse questo, il fatto di non essere stupide, di essere intelligenti, è come se loro volessero fagocitarci, ovvero volessero prendere possesso delle nostre competenze. E nel momento in cui si rendono conto che non possono prendere possesso perché sono nostre, da quel momento in poi inizia la violenza. La mia storia. Allora, io facevo la modella, a 22 anni ho conosciuto quello che sarebbe diventato mio marito e che è riuscito non senza fatica a convincermi a seguirlo nel suo lavoro. Io per 12 anni ho girato il mondo con lui, ho sempre lavorato, ho avuto un figlio che ha sempre viaggiato con me, l'ho sempre portato con me ovunque,
ho vissuto in Asia, in America, in Australia, ma è sempre stato con me mio figlio e contemporaneamente ho sempre lavorato. E poi a un certo punto, per permettergli di frequentare le scuole, ho deciso di fermarmi in Italia, quindi abbiamo iniziato un'attività qui in Veneto. Durante questo percorso io venivo punita per qualsiasi cosa, quindi logicamente venivo punita se commettevo degli errori, da qui la necessità di non sbagliare mai e di essere perfetta, perché qualsiasi cosa non andava bene. Ma soprattutto un pochino alla volta mi sono resa conto che in realtà lui mi puniva per i suoi insuccessi, quindi la mia giornata, la giornata di mio figlio dipendeva da quello che succedeva a quest'uomo, quindi se lui aveva un insuccesso nel lavoro, qualsiasi cosa, la colpa era nostra e dovevamo pagarlo noi. Ma soprattutto, e la cosa questa è quella che è più difficile da superare, è che man mano che io diventavo sempre più, tra virgolette, perfetta, ovvero man mano che il mio terrore di sbagliare mi portava verso il cercare di fare le cose nel migliore dei modi, anche questo era un problema, anzi questo è diventato uno dei problemi più grossi. La violenza è in crescendo, non esiste che incontri una persona e questa è violenta, anzi conosci queste persone, ma la maggior parte delle volte sono delle persone stupende, hanno questi periodi, ma poi anzi il dopo ritorna ad essere bello. Quindi all'inizio sono episodi che logicamente perdoni, ma nel momento in cui si rendono conto che tu gli permetti, un po' come i bambini, no? Più ci provano sempre di più tu gli permetti, più loro vanno avanti. E la stessa cosa succede qui. Il problema è che più io ero brava e più purtroppo dovevo pagare. E a un certo punto quindi ci sono delle scelte obbligate che dovevo evitare non solo per la violenza contro di me, ma soprattutto le ripercussioni su mio figlio, perché purtroppo quando lui non riusciva ad ottenere quello che voleva, sapeva benissimo che facendo del male a mio figlio io crollavo. E quindi l'isolamento, tutte le donne, è una costante, tutte le donne vittime di violenza domestica purtroppo si isolano, vengono isolate e anche si isolano. Si isolano perché ogni volta che io avevo delle amicizie o qualsiasi cosa, logicamente, secondo lui mi montavo la testa, questa cosa era continua tutto il giorno, veniva contro. Addirittura l'unico momento in cui ho avuto un'amica che ha cercato di tirarmi fuori da questa situazione, ha avuto la costanza di stare lì a fianco, logicamente per lui io ero lesbica e quindi andava a dire a mio figlio che io ero una lesbica. Quindi l'isolamento per forza, soprattutto per proteggere mio figlio. L'immobilismo, perché ogni azione veniva usata contro di me, ma vi posso dire che anche nel momento in cui stavo immobile lo stesso, anche quello non andava bene, quindi qualsiasi cosa che io facessi o non facessi non andava bene, e quindi ho dimenticato un po' alla volta le mie competenze, perché le mie competenze a lui in realtà davano fastidio. E un po' alla volta ho dimenticato quello che mi piaceva. Perché? Un po' perché è naturale, d'altra parte perché ogni volta che lui scopriva che c'era qualcosa a cui io particolarmente tenevo, era un modo per ricattarmi e negarmelo. Quindi per sopravvivere ho dovuto perdere il contatto con me stessa, ma per vivere ho dovuto scegliere di perdere tutto. Ad un certo punto, quando lui purtroppo ha messo le mani addosso a mio figlio, quindi è andato un pochino oltre, in quel momento non ho permesso che succedesse quello che è successo a me, ovvero non volevo che ci fosse una seconda possibilità. Mi sono rivolta al pronto soccorso, all'ospedale, pensando che poi loro mi avrebbero aiutato ad uscire da questo percorso. Credetemi, mi ero già rivolta ai carabinieri, avevo fatto di tutto, ma a questo punto, trattandosi di un minore, pensavo che ci fosse qualcuno mi avrebbe dato una mano. In realtà quello che mi sono resa conto è che gli assistenti sociali erano pronti a portarmi via mio figlio, perché secondo loro, visto che io non ero in grado di uscire da questa violenza e quindi ero anch'io copartecipe della violenza che veniva fatta su mio figlio. Quindi a un certo punto ho deciso di abbandonare tutto,
ho lasciato la casa, ho lasciato il lavoro, noi lavoravamo, il lavoro era all'interno della casa, quindi ho dovuto lasciare tutto. Tenete presente che io ero l'amministratore, ero io quello che aveva le cariche, e oltretutto ero quella che faceva praticamente quasi tutto, e a un certo punto, e le responsabilità ce le avevo io, ho dovuto scegliere di pagare le conseguenze. Ho portato via solo mio figlio, non avevamo soldi, non avevamo un appartamento, non avevamo niente, ma ce ne siamo andati. Ma non è bastato, perché da qui in poi sono stati 8 anni di incubo. Ho avuto gli investigatori, ho 10 procedimenti civili, 5 penali, 2 ricorsi, 4 subprocedimenti. E è appunto in questa fase che io ho chiesto l'aiuto e il supporto del centro antiviolenza, perché ero continuamente diffamata attraverso i social, è stato veramente un incubo. E a un certo punto, dopo 8 anni, mi sono addirittura dovuta difendere dai miei avvocati, che addirittura mi hanno portato quasi a pensare al suicidio, perché io logicamente non ero in grado di pagare 8 anni di lavoro di queste persone, e quindi loro si erano messi d'accordo con gli avvocati del mio ex marito per farmi arrivare ad una tregua, praticamente solo per uscire loro, per avere i soldi, per pagarli, ma dopo io mi sarei trovata di nuovo da capo, perché non avrei risolto assolutamente niente. Molti, mi sono resa conto durante il corso che molti non sanno cosa significhi essere vittima di violenza domestica. La violenza domestica non è un accadimento, gli accadimenti capitano a tutti, gli eventi negativi capitano a tutti. La violenza è un'azione fatta volontariamente da una persona nei confronti di un'altra. Se domestica, avviene nel luogo in cui dovresti sentirti al sicuro da chi dovrebbe proteggerti, e è perpetrata nel tempo. Se ci sono figli diventa difficile sottrarsi perché si è in ostaggio, se non hai un'indipendenza economica diventa quasi impossibile uscirne. Se si hanno figli, non si ha un lavoro né una casa in cui rifugiarsi, credetemi, diventa un incubo. Diventarne consapevole prima di aver raggiunto un'indipendenza economica è pericoloso. Lui è cominciato a diventare ancora più pericoloso nel momento in cui ho cominciato a rivolgermi a psicologi e per cercare di uscire da questa situazione. Lì è diventato veramente pericoloso. Quindi far diventare una donna consapevole prima però di averle dato i mezzi per raggiungere l'indipendenza economica è veramente pericoloso. Quindi ci sono violenza psicologica, verbale, economica, sessuale, fisica. Però quello che le persone non capiscono è che le violenze psicologiche e verbali alcune volte sono peggiori di quelle fisiche. In realtà la violenza fisica si dimentica, tra virgolette, è un po' come il parto, no? Poi alla fine nessuno si ricorda il dolore. Purtroppo la violenza psicologica e verbale no. No, quelle ti schiacciano, da quelle non riesci ad uscire, ti tolgono le forze. Chi rimarrebbe a farsi picchiare e basta? Se fosse solo la violenza fisica, chi rimarrebbe? Logicamente l'istinto della sopravvivenza ti porta ad andare via. È il resto che prima ti distrugge. Poi quando la violenza fisica arriva in seguito e non hai proprio le forze per uscirne. E quello che vi dicevo, le persone non capiscono che la violenza non finisce quando si riesce ad andarsene. C'è la violenza istituzionale, credetemi, è pazzesca, nessuno la prende in considerazione. Durante il corso, ma comunque nella mia vita, sono dovuta logicamente relazionare con altre persone e mi sono resa conto che c'è una grossa difficoltà a relazionarmi, perlomeno io parlo del mio vissuto, con chi non capisce che cosa sia la violenza. E ogni volta è veramente umiliante dover giustificare le proprie difficoltà. Io e i miei compagni di corso sanno che ho delle difficoltà veramente in cose stupide, ma nel momento in cui qualcun altro mi supportava, riuscivo a superarle, però sono veramente stupide. All'inizio dovevo spiegarle ogni volta ed è brutto, umiliantissimo. All'interno del corso ho trovato una grandissima empatia invece con chi conosce il problema, chi ha subito
la violenza e chi è riuscita ad uscirne. Ho fatto amicizia con 2 ragazze e abbiamo un'amicizia stupenda, nonostante non ci siamo ancora incontrate. Con una di loro poi sto cominciando a collaborare, abbiamo iniziato a portare avanti questo progetto insieme, speriamo di riuscire ad avere le opportunità per poterlo portare avanti. Poi c'è l'ostilità delle donne che invece hanno accettato la violenza domestica e non sono riuscite ad uscirne, non ne sono volute uscire e vedono nel tuo successo il loro fallimento, e questa è una cosa terribile perché loro non lo sopportano. E poi ci sono delle donne che si prestano a fare del male ad altre donne. Purtroppo sono quelle donne che si mettono a fianco di questi soggetti che ti diffamano e che si prestano a tutte queste cose. Purtroppo bisogna fare un po' come il vecchio saggio, bisogna stare sulla riva del fiume ad aspettare, perché poi comunque è la stessa fine la faranno anche loro. E le donne vittime di violenza domestica, ma soprattutto in genere di violenza, sono molto più rispetto a quello che noi pensiamo, ma non lo dicono. Io vi devo dire che da quando ho cominciato a parlare di questo progetto con Roberta, ovvero cioè, negli ultimi 15 giorni abbiamo cominciato a parlarne insomma un po' più intensamente, ho cominciato anche a parlarne con altre persone per vedere un po' com'è la reazione, e vi posso dire che nell'arco di una giornata ne ho parlato con 2 donne che non conoscevo e tutte e 2 le donne mi hanno detto che avevano subito violenze molto gravi e che ero la prima persona alla quale lo raccontavano. Questo cosa significa? Che forse finora il tema della violenza domestica è stato trattato da psicologi o persone comunque dei tecnici, no? È come se noi vogliamo parlare del tema dell'imprenditorialità femminile, ma non invitassimo al tavolo delle donne. La stessa cosa, se vogliamo parlare di superare e aiutare donne vittime di violenza domestica, secondo me forse al tavolo dovrebbero esserci anche delle persone che sono state vittime di violenza domestica, perché logicamente si riesce a vedere tutto il problema nell'insieme, ma soprattutto proprio il coinvolgimento, il rapporto che hanno anche altre persone come vi dicevo poi, nel dirmi quello che gli era successo, e confidarsi con me è completamente diverso rispetto che con una persona, un soggetto terzo. E scusa, sono alla fine, ma questo ci tengo a dirlo perché si parla molto di nuovi progetti apposta per aiutare il mondo femminile. C'è bisogno secondo me di progetti seri e concreti, perché donne vittime di violenza domestica hanno bisogno di ritrovare la fiducia, quindi di qualcuno di cui fidarsi. Non possono essere deluse, perché la vita l'ha già delusa abbastanza, non possono permettersi di sbagliare, e questo è importante che le persone capiscono, perché spesso hanno una sola possibilità e tornare indietro per loro può essere pericoloso. Questo, come dicevo all'inizio, non è il mio progetto, è il progetto di tutte, è il progetto che dovremmo portare avanti tutte insieme, perché comunque se non è capitato a noi potrebbe capitare a nostra figlia, a nostra sorella, a nostra migliore amica. E questo è un po' il motto: da sole è difficile, ma insieme si può. E vorrei dare la parola a Roberta. Salve a tutti, sono Roberta. Mi vedete? Sì? Ok. E niente, non c'è tantissimo da aggiungere sulla presentazione di Luana, se non proprio questa, come dire, serendipità, mi viene da dire questa parola, che ci ha fatto incontrare all'interno del progetto In Situ, che ringrazio ovviamente per l'esperienza che mi ha fatto vivere, e anche da parte mia per aver potuto iniziare un progetto importante per, diciamo, il mio cambiamento, insomma, lavorativo. Ma tornando a noi, ho appunto incontrato Luana, con la quale c'è stata un'intesa quasi direi immediata, e che ci ha poi portato
quasi naturalmente a lavorare insieme su quello che era il suo progetto e che mi ha portato a condividere appieno, rendendomi conto proprio della necessità assolutamente come dire, di un contenitore di questo tipo, perché come ha detto Luana, incontriamo spessissimo persone donne vittime di violenza domestica. E niente, ho scelto di supportarla in queste cose avendo delle competenze che diciamo si sposano perfettamente con questo progetto, però non ho altro da aggiungere rispetto a questa cosa, perché ha spiegato perfettamente questo contenitore cosa potrebbe, come dire, creare, cioè qual è il contenitore che possa comprendere tutto quello che abbiamo in mente. E Grazie Roberta, volevo scusami. salutare, ecco. Grazie. Sì, ti ringrazio molto. Io, come ho anticipato, ho avuto la possibilità di lavorare insieme a voi e di fare per questo percorso insieme a voi, ed è stato veramente bello vedere come siete riuscite partendo da due realtà diverse, a creare un unico progetto. E ringrazio soprattutto Luana, perché a volte sembra semplice, ma comunque condividere storie come questa non è mai facile, ma soprattutto non è facile riuscire a trasformare una realtà difficile come quella che ha vissuto in un progetto di vita, in qualcosa di positivo e di costruttivo. Rimango sempre, riprendo un po' quello che diceva Luana all'inizio, che ringraziava ovviamente, diciamo, ha ringraziato per questo percorso in situ ENAIP, ma in particolare anche la Fondazione Bellisario, che ha supportato, diciamo, anche ci ha supportato molto nella realizzazione del progetto in situ. A questo proposito vorrei far intervenire Carlotta Vazzoler, che ci parlerà invece delle nuove opportunità in ambito di network marketing. Carlotta, ci sei? Ti vedo? Buongiorno a tutte e a tutti, è davvero un onore essere qui con voi. Ringrazio ENAIP Veneto perché ha dato comunque la possibilità alla Fondazione Bellisario di fare un po' da tessitrice di legami e di aprire anche un dialogo. Ecco, io sono codelegata della Fondazione Marisa Bellisario Venezia. La nostra fondazione si occupa, fatta di donne, di imprenditrici e di professioniste che hanno a cuore le donne, quindi cercano di valorizzare il loro percorso, cercano di sostenerle. Quindi siamo un network nazionale, ma che raccoglie anche donne, io dico sempre, di buona volontà a livello internazionale. E grazie a queste opportunità da parte di ENAIP Veneto e della Regione Veneto e di tutti questi progetti, alla fine questa grande famiglia che è la Fondazione Bellisario ha accolto questi input che venivano anche da ENAIP Veneto. Quindi io credo sempre nella forza della rete, credo in una lobby positiva. E questo fa la Fondazione. Ora io ho preparato alcune slide per voi, ritagliando un po' dal sito della Fondazione Bellisario chi siamo e cosa stiamo facendo, per ragionare con voi anche su una modalità nuova di andare. No? Il titolo è, condivido con voi le slide, è fare rete, aspetta che volevo mettervelo completo. Vedete a schermo intero oppure soltanto... Allora, vedo un po' ritagliata l'immagine, sì. Ok, adesso sì, così perfetto. Allora,
Ho ritagliato dal sito della Fondazione, quindi tutti voi potete cliccare nel sito della Fondazione e rendervi conto di chi siamo e quello che facciamo. La mission fondamentale, l'obiettivo principale della Fondazione è quello di, diciamo noi, di valorizzare il talento, perché pensiamo che dentro ognuna di noi, in ognuna delle donne presenti anche oggi a questo webinar, e Luana e Roberta ne sono la testimonianza più concreta di questo, è che dentro di noi abbiamo una forza, un'energia che è solo importante valorizzare. Sicuramente se attorno a noi abbiamo certo tipo di donne, ma dico anche certo tipo di uomini, possiamo in qualche modo valorizzare questo talento. Ora, la Fondazione cerca di, ha questo mantra, questo obiettivo, e lo declina un po' in tutti gli ambiti del sociale, dell'impresa, della professione. Quindi all'interno della Fondazione, io ho conosciuto la Fondazione, sono entrata in Fondazione più di 15 anni fa. E ognuno di noi cerchiamo un ambiente dove crescere, dove sentirci valorizzate. Io questo l'ho trovato nella Fondazione. Più di 15 anni fa, quando cercavo a livello nazionale una fondazione, un'associazione, un gruppo che mi potesse permettere di crescere, ecco, ho trovato la Fondazione. Nella spiegazione della Fondazione, proprio la nostra Presidente Lella Golfo, noi abbiamo sede a Roma, ma poi ci sono tutti i vari comitati regionali e provinciali, dice proprio che non siamo un'associazione di donne, ma siamo un network che si mette a disposizione delle donne proprio per dialogare con loro, aprire il dialogo. È questo che noi abbiamo fatto e facciamo con le realtà del territorio, con gli enti, con le istituzioni. Ci mettiamo all'ascolto. Mettendoci all'ascolto significa che accettiamo un confronto e significa che quindi cerchiamo di costruire assieme agli altri questo percorso, perché insieme, come diceva Luana, si possono raggiungere dei traguardi più ambiziosi. Ancora la Fondazione, perché nel titolo ho scritto la forza della rete. Alla fine noi cerchiamo una lobby in senso positivo, cioè una lobby che dia valore a quello che è il merito delle persone. Quindi è vero sì che all'interno della Fondazione ci sono imprenditrici, ci sono professioniste, ma ci sono soprattutto delle persone, delle donne, delle persone che condividono il proprio tempo, che mettono a disposizione il proprio tempo per valorizzare l'altro, valorizzare l'altra. A Venezia, per esempio, stiamo oggi lavorando su alcuni progetti molto interessanti e che mi piace oggi anche condividere con voi, perché proprio la forza della rete è questa, il fatto di raccontarvelo. E abbiamo un tavolo a Venezia aperto, che l'abbiamo aperto ormai 5 anni fa, sulla violenza di genere e sul reinserimento lavorativo, perché crediamo anche noi che la rinascita, e Luana ce l'ha spiegato benissimo, questa rinascita parta prima di tutto sì da una consapevolezza, ma parta anche da una indipendenza economica, e quindi il fatto di reinserirsi nella società, reinserirsi nel mercato del lavoro, questo possa portare a una rinascita della persona. Poi lavoriamo anche a livello della famiglia, quindi parliamo di welfare, ci occupiamo di welfare. Il 30 di giugno 2021 ricorre il decennale dalla legge Golfo-Mosca. Quindi una legge che ha voluto, no, la partecipazione delle donne nella governance, nel governo, negli organi di governo. Ora, quella legge 10 anni fa ha imposto alle società
quotate, poi partecipate, di riservare al genere meno rappresentato almeno 1/3 dei posti negli organi di governo. Dopo 10 anni, il 30 di giugno ricorrono i 10 anni, da un 5% di donne nei board e quindi negli organi di governo siamo passati a quasi un 35%. 10 anni fa, quando la Banca d'Italia parlava di una presenza delle donne negli ambiti di governo, diceva che ci sarebbero voluti 50 anni. Ora, è vero che c'è voluta una legge per cambiare questo andare, ma a volte per creare questo tipo di accelerazioni ci sono delle forzature che dobbiamo fare. Oggi la proroga è in discussione in Parlamento perché probabilmente questo gap culturale non è ancora superato e quindi il sistema di riconoscimento del merito è ancora basato e orientato a premiare gli uomini più che le donne. Ma la Fondazione non si abbatte e non demorde. E quindi lavora anche per continuare in questa battaglia, diciamo, delle donne, perché società più equilibrate, con una presenza di uomini e di donne, noi diciamo sempre assieme anche agli uomini, perché ci sono uomini di buona volontà con cui noi dobbiamo lavorare per arrivare a questo tipo di equilibrio. Anzi, sono gli stessi uomini che dovrebbero raccontare di questo, non dovremmo raccontarcelo solo tra donne, ma anche con gli uomini, assieme agli uomini. E lo stesso questo riguarda tutti i campi, anche la violenza di genere. Ancora con la Fondazione di Venezia abbiamo aperto un tavolo sulle STEM e quindi il fatto di lavorare in ambito di innovazione, proponendo una sperimentazione di sportello di accompagnamento delle giovani che escono dalla scuola superiore e che hanno desiderio di avere una mentor, qualcuno che le aiuti nella scelta del futuro. E quindi siamo partiti con questo progetto sperimentale di uno sportello virtuale in cui le donne della Fondazione si mettono a disposizione per altre donne, quindi mettendo generosamente a disposizione il loro tempo e la loro professionalità a disposizione di queste nuove leve, nuove ragazze. La Fondazione poi ha due importanti eventi. Abbiamo visto come durante la pandemia ancora più forte è la relazione, no? Il valore della relazione. E ci siamo resi conto come i nostri due eventi nazionali che coinvolgono anche personalità internazionali, il premio Marisa Bellisario con cui nel 1989 Lella Golfo ha fondato poi, ha fatto partire la fondazione, quindi più di 30 anni fa, premi le eccellenze al femminile. Ecco, avere degli esempi che sono eccellenti permettono a tutte noi di avere degli esempi da seguire. E quindi questo premio proprio si pone in quest'ottica, no? Di valorizzare e dare degli esempi di donne che ce l'hanno fatta, che sono arrivate in alto, in posizioni apicali e che con il loro valore, il loro talento, le loro competenze e meritocrazia ce l'hanno fatta. Ora Lella Golfo dice, ok, le donne che sono arrivate in alto mandino giù poi l'ascensore. E lo diceva anche Luana nel suo intervento. Ci sono alcune donne che ostacolano anche questa rinascita dopo un percorso di violenza di genere. Ecco, noi non dobbiamo ostacolare. Le donne non debbono farsi ostacolo, ma non devono... devono aiutare invece questo percorso, devono essere loro stessi degli esempi e quindi buttare giù l'ascensore o essere loro aiutare in questi percorsi anche difficili di rinascita.
L'altro evento internazionale che organizziamo durante l'anno è Donne, Economia e Potere, quindi dei tavoli in cui si discute di economia, di welfare, di impresa, di Europa, e quindi anche qui un momento di confronto e di dialogo. Ecco perché io dico che la forza della rete sta proprio in questa condivisione. E quindi 2 momenti di eccellenza in cui la Fondazione si mette a disposizione delle donne, degli uomini e del Paese per crescere. E la nostra Presidente dice sempre, senza donne non si esce, senza donne non si esce dalla crisi, non si esce dai momenti difficili. Perché ho messo nuove opportunità in ambito di network marketing e chiudo il mio intervento? Perché oggi, soprattutto dopo la pandemia, dopo questi momenti di chiusura, dopo il lockdown, la Fondazione di Venezia ha trovato, e questo trovate nel sito anche la nuova newsletter della Fondazione, e vi invito ad andare a leggere delle testimonianze di donne eccellenti e di talenti. Da dove nasce, lo diceva molto bene Laura Chiaia, da dove nasce questa collaborazione e questa necessità di parlare ancora di formazione? Perché la formazione ti salva nei momenti di crisi, e l'abbiamo visto durante questa pandemia. È proprio da qui che è nato questo progetto, il Veneto della Donna e Valore per la Crescita, con capofila ENAIP Veneto, e che abbiamo progettato e ideato insieme, proprio perché è nata da una necessità di, come fanno le donne, di credere nella formazione, di credere che durante i momenti di crisi è necessario rimettersi in gioco, è necessario tornare a confrontarsi, tornare a formarsi. È quello che stiamo facendo, quello che stiamo portando avanti con queste imprenditrici e professioniste che chiuderà naturalmente questo suo percorso ad ottobre. E quindi non stanchiamoci mai di formarci e di aggiornarci continuamente. La nuova opportunità che nasce, questo io me lo... E questo è, vi ho messo anche una slide del prossimo evento pubblico che facciamo anche in collaborazione con, sempre con ENAIP e con Ca' Foscari, con l'Università, la Challenge School di Ca' Foscari, è per parlarvi di network. Cosa significa fare network? Cosa significa fare una lobby positiva? Significa creare queste relazioni. Poi che noi proponiamo relazioni o proponiamo stili di vita o proponiamo benessere o welfare, alla fine è sempre lavorare sul network. E qui vi ho lasciato alcune indicazioni della Fondazione, alcuni contatti che trovate comunque nel sito. Quindi prendo spunto da questa frase che mi piace sempre dire: quando c'è un cambiamento in atto, è importante che siamo noi che agiamo questo cambiamento. Un'opportunità ci viene data dal network marketing, perché se guardiamo nel tempo come è cambiata la modalità di fare network, oggi avere un network significa cosa? Probabilmente anche, e me lo domando ancora perché sto esplorando anche questa modalità, oggi noi siamo in tanti qui in questa riunione, c'è anche la nostra collega da Bruxelles. Abbiamo la possibilità, tramite la rete, tramite la tecnologia, di arrivare a livello globale. Quindi a volte, per esempio nel network marketing, non sono necessari degli investimenti importanti in un ufficio, in una sede o in una filiale, ma possiamo spaziare a livello globale. Le donne poi sono brave a usare questo tipo di strumenti, di tecnologia. Siamo molto innovative, siamo molto flessibili nell'utilizzare questi sistemi. Allora perché non utilizzarlo anche nel costruire una rete e alla fine ognuno con la propria capacità e con le proprie competenze crescere in questo e vedere in questo una nuova magari modalità, una nuova frontiera, che sia questa una nuova frontiera, ma io me lo sono domandato e quindi penso che sia una possibilità da esplorare. Grazie
della vostra attenzione. Grazie mille Carlotta. Sappiamo tutti il lavoro che la Fondazione ha fatto e che fa tutt'oggi e è stato, cioè, ti ringrazio molto per questo excursus. Riprendo quello che hai detto e mi è piaciuto molto sul fatto che ci dobbiamo aiutare o comunque mandare giù l'ascensore. È un po' una metafora molto significativa, che è anche un po' quello che è il concetto di questo progetto di FlexWorld di cui vi abbiamo parlato e vi parliamo oggi, che come vedrete anche vedremo dopo insieme, mette insieme donne guida e donne cosiddette, diciamo, che chiama startup, quindi donne che possono guidare altre e altre donne che invece vogliono proprio crescere e hanno bisogno di supporto. Quindi è un po' quello che dovremmo fare anche nella quotidianità tutti. Io Silvia, e lascio con questo essere pescatrici, diceva uno famoso, e forse Anna in questo mi aiuterà, essere pescatori di uomini. Sì, esatto. E di donne. Esattamente. Io colgo l'occasione a questo punto per presentare il nostro ultimo intervento, last but not least direi, quindi ultima ma non per importanza assolutamente, e vi presenterei Anna Brondino, che è presidente dell'Associazione Corte del Forner per l'Emporio della Solidarietà di Venezia, socia della Fondazione, ma non sono gli unici titoli. Sappiamo che Anna è anche presidente dell'istituzione dei centri di soggiorno di Venezia, ma in particolare oggi è qui con noi perché vi parlerà un po' di quello che è l'Emporio della Solidarietà di Venezia e dell'impegno sociale per le donne. Anna, non so se mi vedi, mi senti? Assolutamente sì. Perfetto. Intanto grazie mille di questo invito, grazie a tutte. È stato interessantissimo sentire le donne prima che hanno parlato. Io sono una persona che ha lavorato molto, Carlotta lo sa, per le donne, continua a lavorare ogni giorno, non solo in Emporio, ma anche in tutte le altre cose che faccio. Mi è piaciuta moltissimo la testimonianza della signora che ci ha raccontato la sua storia riguardo alla violenza di genere. Io coordino appunto il tavolo della violenza di genere in Belisario, però oggi non sono qui per parlarvi di questo, ma sono qui per parlarvi di un sogno che l'associazione di cui vedete dietro il cartello Corte del Forner, dopo tanti anni ha realizzato. Adesso condivido anche io un po' lo schermo, un po' di slide che ho preparato per parlarvi di questo progetto che è rivolto a tutta la cittadinanza, ma proprio per sensibilità nostra, è rivolto in maniera particolare anche alle donne bisognose. Sia questo. Dove sei? Le vedete? Lo vedete? Sì. Ok, perfetto. Un attimo che, eccoci qua. Ecco qua. Allora, l'Emporio della Solidarietà di Venezia è aperto dalla nostra associazione, che è l'associazione che si chiama Corte del Forner, il 7 novembre del 2019. Siamo partiti con 5 famiglie, adesso ne aiutiamo 150. Quindi è stata una cosa esponenziale che ci ha travolto praticamente. Ci ha travolto perché chiaramente con la pandemia, per forza di cose, insomma, abbiamo dovuto tirarci sulle maniche e lavorare. Vedete qui a fianco qua con la bottura, io ho messo questa frase che lui ha detto perché questo è un po' lo spirito che ci anima. E dice: questo non è solamente un ente di beneficenza, non si tratta solo di dar da mangiare a chi ne ha bisogno, si tratta di inclusione sociale, di rendere noto il tema degli sprechi alimentari e di ridare delle speranze a coloro che ormai le hanno perse. Allora, io come presidente dell'istituzione noi siamo stati sempre aperti anche sotto lockdown e vi assicuro che abbiamo incontrato un sacco di donne sole, un sacco di donne che per i più svariati motivi si sono trovate ad avere in carico la cura della famiglia. Donne magari separate, i cui mariti non potevano pagare gli alimenti e quindi si trovavano sulle spalle di dover mantenere anche i figli.
e vi assicuro è stata una gran ricchezza, ma è stato anche un grandissimo lavoro. Ecco, la nostra missione non è solo dare il pacco di pasta, ma sedersi e accompagnare queste persone nel loro percorso, chiamiamolo così, chiamiamolo di rinascita in un certo qual modo, o quantomeno accompagnarle in un percorso di riqualificazione sia dal punto di vista sociale, perché sappiamo bene che la povertà purtroppo porta all'espulsione sociale, ma anche dal punto di vista lavorativo, quindi aiutarle un po' a 360 gradi in questo senso. Ecco, come vi dicevo, appunto, l'associazione nasce nel 2014, nel 2019 tramite un bando regionale abbiamo vinto dei fondi e con tantissimo lavoro siamo riusciti ad aprire. Questo è il nostro piccolo luogo, vedete, come un piccolo supermercato. Uno degli obiettivi del progetto, appunto, è di far superare le situazioni di crisi e quindi dar loro la possibilità di resilienza. Questo è il nostro magazzino che vedete. Le nostre attività, cosa facciamo in Emporio? Allora, ovviamente che la prima mission è il contrasto alla povertà. Poi, ma non solo la povertà, attenzione, non solo la povertà economica, ma anche la povertà culturale, che è quella che permette di dare riscatto alle persone nella loro vita. Quindi sicuramente attraverso il progetto Contatto, che è un progetto del Comune di Venezia che porta alcuni enti del terzo settore a parlare nelle scuole di volontariato, ci siamo impegnati in questo, poi attraverso dei curriculum, dei tirocini, diciamo, per gli studenti di Ca' Foscari, attraverso tutta una serie di azioni rivolte appunto chiamiamola così, a un riscatto riguardo alla povertà culturale, non ultimo in collaborazione con la Fondazione Generale Marcianum abbiamo dato dei tablet a dei ragazzi, quelle famiglie erano in difficoltà per la DAD. Però altra cosa molto importante è la costruzione di reti di sostegno dal basso. Noi ci teniamo tantissimo a questo perché purtroppo molte volte queste reti non ci sono e per la buona volontà e per le conoscenze che i soci e i volontari hanno, si è creata, diciamo, una rete dal basso che permette di dare, per esempio, un aiuto per il pagamento di una bolletta, un aiuto per trovare dei vestiti. Molte volte queste reti sono create da donne, cioè molte volte queste associazioni in città sono presiedute o comunque i volontari sono donne. Questo credo sia una riflessione che vi lascerei, no? Le donne sono portate alla cura, portate forse, ma psicologicamente, fisicamente, non lo so, però questa cosa della cura degli altri è una caratteristica femminile che almeno io dove lavoro, cioè nella città storica di Venezia, in Venezia Centro Storico, trovo molte volte. Nella nostra stessa associazione, io sono la presidente, sono una donna, tante donne sono nel consiglio, tante donne sono volontarie. Ecco, questi sono i nostri progetti che vi dicevo, il progetto Contatto di cui vi ho parlato, la collaborazione importantissima con il centro antiviolenza, sia per sostenere le donne che hanno bisogno magari dal punto di vista economico, che si rivolgono al centro e hanno bisogno di essere sostenute dal punto di vista economico, ma anche donne che sono uscite dal tunnel della violenza e vogliono venire a fare qualche ora di volontariato. La nostra parola principale, la nostra filosofia principale è l'accoglienza. Quindi noi siamo sempre accoglienti nei confronti di tutte le problematiche. I nostri volontari vengono formati all'accoglienza. Poi vi dicevo una collaborazione con gli scout per la distribuzione della spesa a casa. Venezia è una città dove ci sono molte persone anziane, molte volte le persone anziane sono in difficoltà, magari perché hanno solo la pensione sociale e quindi hanno difficoltà a muoversi, e quindi con gli scout abbiamo creato la possibilità di poter andare a portare a casa loro la spesa. Come vi dicevo, la distribuzione sia di cartoleria per la scuola, che la distribuzione dei tablet per la DAD, e poi diciamo con tutta una serie di supermercati e di posti dove possiamo raccogliere le spese solidali. Ultimo, che qui non c'è, è partita noi non distribuiamo solo cibo, abbiamo cominciato a distribuire anche farmaci
E quindi la prossima cosa che faremo sarà di attivare una raccolta anche oltre alla giornata nazionale del banco farmaceutico, dove vengono raccolti i farmaci, cercare di trovare delle disponibilità in città per la raccolta di farmaci da poter distribuire farmaci da banco alle persone in difficoltà. Che cosa fa l'Emporio per le donne? Ecco, diciamo questo. Come vi dicevo, sicuramente adesso apriremo a brevissimo uno sportello per il lavoro, quindi ci attiviamo con una rete di persone qualificate per delle politiche attive sul lavoro, avete l'altro discorso. Le reti di sostegno, cerchiamo di sostenerle in tutti i modi, cerchiamo di aiutarle. Il tema, diciamo, della cartoleria, il tema del cibo, è vero, sono piccole azioni, ma sono azioni per cui le donne si sentono confortate molte volte, no? Gli togliamo il pensiero di dover andare in cartoleria a prendere sono cose stupide, ma quando una persona è in difficoltà, noi leggiamo nelle donne che vengono una sorta di sollievo, no? Il fatto che comunque noi le accogliamo, che siamo sorridenti, che le accompagniamo a fare la spesa, perché comunque quando una persona viene da noi a fare la spesa è sempre accompagnata da un volontario. Questo in un certo qual modo fa sì che loro si sentano sollevati in alcuni compiti che devono fare. Questi sono un po' come vedete comunque le donne sono tante che noi accogliamo, quindi vedete abbiamo 74 nuclei che sono inseriti nel progetto. Cosa vuol dire? Sono 74 nuclei che ci sono stati segnalati dalle assistenti sociali. Poi abbiamo 20 famiglie di carcerati e 20 famiglie che sosteniamo nelle parrocchie salesiane e poi abbiamo 40 famiglie della comunità filippina. Diciamo che il tema più importante e a cui teniamo moltissimo è il fatto che molte volte le persone non si rivolgono ai servizi sociali. Le donne, come diceva prima la signora, sono terrorizzate di rivolgersi ai servizi sociali perché hanno paura che i servizi sociali gli tolgano i bambini. Ecco perché noi, come vedete, ne abbiamo 74 segnalate nei servizi, ma ne abbiamo anche 60 che non sono segnalate, proprio perché molte volte noi lavoriamo a prescindere, magari poi successivamente in accordo con i servizi le accompagniamo lì. Però le donne si rivolgono a noi ma non vogliono praticamente esporsi da questo punto di vista. E una delle difficoltà che noi abbiamo è anche questa, non riusciamo forse a volte ad intercettare tutti i bisogni perché la gente ha paura dei servizi, non si sente garantita dei servizi. I servizi dopo il tema di Bibbiano hanno subito una sorta di stigmatizzazione e quindi c'è un po' di difficoltà a rapportarsi con le istituzioni. Si ha sempre paura, le istituzioni sono viste un po' come un mostro là in alto che è pronto ad aggredirci e non ad aiutarci. Ecco, direi che questi sono i nostri, vi lascio un po' sull'ultima slide i nostri dati, diciamo la nostra mail, il nostro numero di telefono e il profilo Facebook e il profilo Instagram. E niente, cosa posso dirvi? Che è un bellissimo progetto, siamo sempre alla ricerca di risorse, siamo sempre alla ricerca di volontari. Quindi ve lo lascio un po' come suggestione. Ecco, noi abbiamo creato anche un piccolo posto di lavoro dove abbiamo assunto una giovane donna, quindi siamo direi molto orientati, molto diciamo donne orientati tra virgolette. Ho finito, grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie mille Anna per questa tua presentazione, per questo sguardo su quello che è l'Emporio della Solidarietà di Venezia e per quello che è il suo impegno nel fronte femminile. Ringrazio te, ma ringrazio anche tutte le nostre relatrici di essere state con noi e per il vostro contributo. Abbiamo toccato molti aspetti diversi, tutti ugualmente interessanti e è stato bello comunque avere un po' una panoramica a 360 gradi su quello che è il focus anche del nostro progetto Flexwork e sugli argomenti, sulle tematiche che va a toccare. Io vi ringrazio e proporrei 5 minuti di pausa per ritornare poi con quelli che sono i destinatari un po' del progetto Flexwork, quindi tutti gli utenti che sono connessi con noi e per vedere insieme la nostra piattaforma e tutto quello che diciamo questa piattaforma può offrire.
Vi ricordo a tutti che comunque vi faremo avere le slide di tutti questi interventi, quindi per i contatti o per approfondimenti avrete la possibilità, ecco, di avere tutto il materiale. Intanto ringrazio le nostre relatrici che le saluto. Grazie mille e a tra poco per tutti gli altri. Altro evento. La prima parte diciamo che è durata un po' più di quello che inizialmente avevamo previsto, ma questo succede quando diciamo gli interventi sono davvero molto interessanti e non abbiamo voluto togliere alcun minuto, ecco, ai nostri relatori. E ora faremo un breve excursus di quella che è la piattaforma Flexwork, quindi la piattaforma realizzata proprio da questo progetto. Condividerò il mio schermo e insieme vedremo come è strutturata e quali sono le opportunità che offre. Dopodiché vi lasceremo alcuni minuti per poterla esplorare e per non solo registrarvi, ma anche lasciare un vostro feedback proprio sulla piattaforma. Ma vi farò comunque vedere ora come funziona e come fare. Ok, allora, questa è la nostra piattaforma. Il link l'ho inviato, diciamo, a tutti gli invitati per email, ma ve lo rimanderemo e lo ricondivideremo con voi. Il sito è www.flexlineawork.eu. Quando entrate nel sito di Flexwork potete innanzitutto, come prima cosa, scegliere la lingua in cui volete diciamo, navigare e in cui volete seguire la vostra formazione. In questo caso è già impostata su italiano, ma come sapete Flexwork è un progetto europeo che coinvolge partner di altri paesi e di conseguenza è possibile navigare nel sito utilizzando lingue diverse. Prima di navigare consiglio a tutti di registrarsi. Nel caso qualcuno si fosse già registrato, basta semplicemente fare login e per chi non fosse registrato basta cliccare su registrazione e in questo caso va bene, in questo caso ho già fatto il login io, quindi non potete vedere, ma nel momento della registrazione vi viene chiesto solamente di inserire una mail, una password, dopodiché vi viene mandato un link all'email, come nella maggior parte dei siti oggi, per confermare la registrazione. Faccio solo un appunto, potrebbe essere che la mail arrivi nello spam, nelle junk mail, spesso succede quando non è una mail conosciuta, quindi nel caso non doveste vedere l'email che vi arriva, provate a controllare nell'archivio, in quella cartella. Una volta entrati vi trovate nella home del nostro progetto. Allora, è diviso, diciamo, la piattaforma è divisa in varie sezioni. Qui trovate una breve introduzione su quello che è il progetto che vi consiglio di leggere. Ora per motivi anche di tempo non andremo a vedere tutto insieme nei dettagli, ma le parti principali vi mostrerò in particolare come è strutturata, ecco, la piattaforma e come navigarla. Nella sezione visitatori trovate un menu a tendina che vi presenta il progetto, il portale e dove poi a seguire c'è una newsletter, i link e i vari contatti. Per qualsiasi necessità nella sezione contatti trovate tutti i contatti dei nostri partner. Esatto, potete semplicemente mandare un messaggio e verrete ricontattati. Per quanto riguarda il progetto, vi consiglio di andare a leggere per saperne di più. Barbara questa mattina ha fatto una presentazione molto esaustiva su quello che è il progetto, ma se volete qualche informazione aggiuntiva o se avete perso qualche parte, trovate tutte le informazioni. Trovate per esempio, ci sono anche, vi faccio vedere quelli che sono gli obiettivi del progetto Flexwork e i metodi e quello, diciamo, qual è il valore di questo progetto. Prima di andare alla sezione proprio del corso, quindi la formazione che offre il nostro progetto, vi consiglierei di andare a vedere nella sezione portale il programma di apprendimento. In questa sezione avete un po' quella che è una panoramica di ciò che questo portale vi offre. In particolare il programma è diviso in due parti, a seconda che la formazione si rivolga alle guide o alle start-up.
Come vi abbiamo anticipato questa mattina, guide e startup sono due termini che utilizziamo, che il progetto utilizza per definire due figure diverse. Le donne guida in particolare sono quelle donne interessate a guidare virtualmente un'altra donna che vuole creare una startup da casa, quindi sono quelle persone con esperienza che si mettono a disposizione per supportare nella realizzazione del progetto delle donne startup. Quando parliamo di donna di startup è diciamo, un termine che è stato scelto proprio per dare l'idea di quello che è la realizzazione di un progetto, di quello che è l'obiettivo di una donna che si rivolge a questo, cioè che entra in questo portale e vuole crescere dal punto di vista professionale. Come vedete, la prima sezione appunto sarebbe dedicata alle guide, la seconda alle start-up. Nulla toglie comunque che se una persona è interessata può tranquillamente seguire e andare ad approfondire i contenuti che sono dedicati a guide o start-up, indipendentemente da qual è la sua figura. Per quanto riguarda la sezione per le guide, come potete vedere, prevede delle nozioni base sul processo di guiding, quindi su come fare questo tipo di intervento, segretaria, assistente personale virtuale, social media management, ricerca internet web marketing, l'organizzatrice di eventi virtuali e il web design. Queste sono tutte figure che vengono approfondite appunto sulla parte della formazione, che rappresentano lavori che vengono fatti sempre di più virtualmente e che oggi offrono molte opportunità per le donne per poter appunto sviluppare lavori da remoto. Per quanto riguarda la seconda sezione invece, che è dedicata appunto alle start-up, quindi a queste donne che sono interessate a crescere dal punto di vista lavorativo tramite dei lavori da remoto, abbiamo una prima parte che consiste nei fondamenti delle relazioni di guida, quindi limiti, benefici e le nozioni base di ufficio a casa, quindi di cosa mi serve per poter lavorare in casa, di cosa ho bisogno e come posso strutturare il mio lavoro da remoto. E poi a seguire c'è una seconda sezione che è la formazione delle start-up parte 2, quindi costi, rischi e benefici, soft skill di base per il lavoro in modalità virtuale. In questa sezione in particolare si va a capire appunto quali sono i costi, i rischi, i benefici e se realmente è fattibile questo tipo di lavoro per la persona, perché tramite la formazione una persona riesce anche a rendersi conto di quali sono le sue possibilità e se realmente è realizzabile un tipo di professione rispetto ad un'altra. Ok, dopo questo breve, diciamo, excursus, la sezione più importante, diciamo, focus di questa piattaforma è quella di Scenti. In questa sezione trovate diverse voci. Innanzitutto il corso online, che come vedete è suddiviso in due sezioni. Sezione 1, quella che vi ho appena presentato per le guide, e la sezione 2 per le start-up. Vi informo inoltre che qui, come vedete, certificato Flexwork, che alla fine della formazione, quando una persona ha completato la formazione, avrà la possibilità di ottenere il certificato Flexwork, che attesta che ha appunto svolto questo tipo di formazione presso la piattaforma. Prima di iniziare il vostro corso, quello che consiglierei a tutti è di comunque andare a vedere quello che è il manuale d'uso. Qui vedete due manuali d'uso per il portale e dell'applicazione, perché è possibile accedere alla piattaforma sia tramite app ed è accessibile per tutti i device Android, sia tramite il portale come sto facendo io in questo momento. Se andate a cliccare su quello che è il manuale d'uso, in questo caso prendo quello per seguire da computer, trovate una breve introduzione a video che potete ascoltare, che vi presenta un po' quello che è il manuale, la sezione che avete selezionato e vi elenca tutti quelli che sono i capitoli del PDF, diciamo, del materiale che andate ad aprire.
In questo caso trovate versione ebook, trovate versione PDF, come vedete sotto, potete vederlo sia in modalità orizzontale che in modalità verticale. Faccio un esempio, prendo il PDF in modalità verticale e qui vi si apre, in questo caso non riesco perché sto condividendo, comunque vi si apre il PDF o nel caso l'ebook, che avete la possibilità di stampare o di semplicemente scaricare e visitare, comunque studiare offline, altrimenti potete semplicemente consultarlo anche online. Faccio un breve, passo velocemente anche alla sezione corso online, così avete la possibilità, a modo di vederlo come è strutturato. Per esempio andiamo sulla la seconda sezione dedicata alle start-up, modulo, aspettate, ok, prima sezione, modulo 1, in cui viene presentato il primo modulo. Si apre la pagina dove trovate una breve, anche in questo caso, presentazione. C'è sempre una presentazione per ogni modulo di come è strutturato e di quali sono gli argomenti che andrà a trattare. Qui trovate l'indice con tutti gli argomenti, anche in questo caso potete scaricare il PDF o l'ebook. Quindi questo vi agevola moltissimo, perché prima di andare a scaricare magari il PDF della formazione avete modo già nel sito di capire se all'interno di quel modulo ci sono gli argomenti che vi interessano. Quello che consigliamo ovviamente è di seguire, quando una persona inizia, di seguire tutta la formazione, perché questo percorso formativo è strutturato un po' a 360 gradi per dare delle conoscenze a tutto tondo. Nulla toglie che se una persona ha già una preparazione o già una formazione di base, possa tranquillamente andare a consultare solo quelli che sono gli argomenti e le tematiche che più le interessano. Trovate per qualsiasi domanda, io vi consiglio, anche qualsiasi dubbio sulla piattaforma, di consultare le FAQ, perché la maggior parte dei vostri dubbi sicuramente trovano risposta in questa sezione. Come potete vedere, per esempio, abbiamo come posso iniziare a seguire il programma, se non riesco a trovare un accordo con startup posso cambiare, quali caratteristiche deve avere una guida. Troverete, come vedete qui in alto, la sezione FAQ delle guide, ma anche delle startup. Nel caso delle startup, per esempio, di cosa ho bisogno per iniziare a lavorare da casa. La maggior parte di queste risposte comunque sappiate che le avrete poi nella formazione, quindi quando una persona va a fare il percorso formativo sicuramente troverà risposta a gran parte delle sue domande. Quello che vi chiedo oggi in particolare, per cui vi lasciamo circa 10 minuti, diciamo, in questo momento, è di andare sicuramente a registrarvi e esplorare, ma non tanto di seguire la formazione, che magari avrete modo di seguirla più avanti, ma di lasciare un vostro feedback compilando il questionario. Il feedback lo potete lasciare qui andando a cliccare nella sezione in alto, appunto feedback, dove trovate un questionario per quanto riguarda il portale, la formazione, le FAQ, la guida e le 2 sezioni della formazione. È un questionario che richiede veramente pochi minuti, infatti penso che in 10 minuti possiamo lasciare tranquillamente 10 minuti a tutti per poterlo compilare e inviarlo. Arrivati alla fine basta fare invio per ogni domanda e nulla, questo. Poi più avanti sicuramente avrete modo anche di seguire con più calma la formazione e tutto il percorso. Oltre a questo, se andate a visitare il sito, in fondo sull'ultima pagina trovate anche il come ci avete trovati, e questa è un'altra domanda al quale vi chiedo di rispondere, così è anche più facile per noi capire come è arrivato, comunque come siete venuti a conoscenza di questo progetto. Allora, io lascio condiviso quella pagina e vi lasciamo 10 minuti, ci rivediamo, ritorno a mezzogiorno, e per qualsiasi dubbio, e se ci fossero dei dubbi o delle difficoltà, potete tranquillamente scrivere nella chat e vi aiutiamo. Noi rimaniamo qua. Grazie.
Silvia? Silvia? Ci sei? Pronto? Sì, Silvia? eccomi. Sì. Ciao, scusami, ti avrei anche scritto un messaggio, ma il tuo Scusami, indirizzo... non mi è comparso nella chat. No, perché invece di scrivere gmail.com hai scritto ymail.com, penso che sia per quello. Ah, perché sì, questo, sì. Mi spiace. No, volevo solo dirti che ho lo stesso problema che avevo l'altra volta, sai che ci eravamo anche scritti. Praticamente quando inserisco quando faccio per registrarmi, mi dice che la mia email è già in uso, però io non ho mai ricevuto la password e perciò è un circolo vizioso. Sì, allora, questo infatti ho fatto la prova poi ed era successo anche a me, perché la password arriva spesso può capitare nella posta indesiderata. Non so se hai provato in quel caso a fare recupero password, nel caso se non te la ricordi, e poi, lo dico anche a tutti, visto che ci sono, andare a vedere sulla posta indesiderata. Spesso le email sconosciute arrivano lì. Sì, l'avevo già guardata l'altra volta con te, avevo provato entrambe le cose, ma non ne sono venuta fuori. Cioè, Allora, anche perché quando sono qua, allora tu dici andare nel login, fare login, sì. l'avevamo già fatto, allora vediamo. Scusa, lo faccio un attimo in diretta così. Certo. Allora, forgot login. Vediamo se mi dice qualcosa. Vabbè, lost password. Vediamo se succede qualcosa. Allora, se io faccio login e metto dentro il mio username, lui giustamente mi dice l'username non esiste, perché non avendomi registrato la prima almeno una volta, non ti permette di riutilizzare quell'utente, capisci? Sì. Perché lui dice tu non esisti. Ma se ti dice che la tua mail è già in uso, devi avere già fatto sicuramente la registrazione. No, perché non mi è mai arrivato niente. Non sono mai riuscita a entrare. Allora, casomai... Cioè, non so se si può resettare da qualche parte, perché io non mi è mai arrivata. Infatti ti avevo scritto subito Certo, sì, mi dicendo... ricordo. Allora, proviamo perché ho riprovato, abbiamo poi, dato il tuo problema, ho riprovato con più dispositivi, ma non ho riscontrato questo problema in nessuno dei casi, neanche nel recupero password. L'unica difficoltà che avevo riscontrato è che spesso l'email, come magari alcuni di voi insomma noteranno, arriva magari nella posta indesiderata. Però nel caso tu comunque, adesso vediamo, provo a capire che problema può essere, perché non mi spiego, diciamo, diversamente da questo cosa potrebbe essere. In ogni caso dovresti riuscire comunque a navigare la piattaforma. Sì, quello l'ho E fatto, allo ma stesso siccome modo volevi anche... che ci scrivessimo, Esatto, sì. io non so se Provo... tu puoi parlare con l'IT e dire di Sì, azzerare, ecco, di infatti in togliere. un secondo avevo riferito, ma ti dico, dopo vari tentativi, la risposta, ecco, che ci sembrava la più probabile era appunto questo discorso della posta indesiderata, perché è strano che non arrivi una volta, cioè difficile nel senso che è un sistema impostato per cui una volta inserita un'email arriva la mail. Certo. Però magari poi in un secondo momento faccio questo passaggio e ti faccio sapere, magari comunque la tua mail perché ci siamo sentite, magari ti chiamo, ti scrivo per poter risolvere ecco, il problema login. Nel frattempo comunque non dovresti avere alcun tipo di problema per navigare. Ok, dai, niente, allora porta pazienza, ecco, non sono Niente, iscritta, nessun no, non problema. posso, ecco. Ok, grazie. In ogni caso, sia per te Elisabetta, ma lo dico a tutti, se ci dovessero essere alcuni problemi nella navigazione o comunque come questo che ci hai appena sottoposto, noi ora raccogliamo anche tutti, potete scrivercelo nella chat o anche poi in un secondo momento per email, raccogliamo tutte quelle che sono le eventuali problematiche e le sottoponiamo all'amministratore della piattaforma, così
riusciamo ecco, a trovare risposte a eventuali problemi che non trovate magari nelle FAQ, perché molte risposte probabilmente le trovate anche là se avete dei dubbi, però se non dovessero esserci, ecco, magari ce le scrivete, ce le dite e noi le sottoponiamo e poi cerchiamo di darvi una risposta appena possibile. D'accordo, grazie. Grazie.
Eccoci, allora torno da voi, spero che abbiate avuto tutti modo di registrarvi e di navigare un po' su questa piattaforma e di compilare il questionario. Per chi non fosse riuscito non c'è problema, nel senso che potete farlo anche in un secondo momento. Vi chiediamo in particolare, ecco, dopo aver visitato la piattaforma un vostro feedback, perché è importante per poterla migliorare e renderla molto più efficace. Detto questo, io vi condivido un attimo i nostri contatti, in particolare i miei. Qui trovate il link alla piattaforma se volete salvarvelo e vi lascio anche il mio contatto. Diciamo che noi siete stati contattati da noi, la maggior parte di voi è stato contattato da noi di ENAI per partecipare all'evento, però se qualcuno non fosse interessato ad ulteriori informazioni o materiale aggiuntivo potete tranquillamente scriverci, questo è il mio indirizzo email silvia.job@enai.veneto.it e niente, anche per qualsiasi problema sono a completa disposizione. Come vi ho anticipato, riceverete tutto il materiale di questo evento per email. Se qualcuno non dovesse riceverlo, ancora una volta vi chiedo scrivetemi a questo indirizzo email, così sarò in grado di inviarvelo. Se dovessero esserci delle persone che conoscete che non hanno avuto modo di partecipare oggi ma sono interessate a questo percorso formativo, vi chiedo altrettanto di comunicare il mio indirizzo email, così che io possa, diciamo, mandare anche loro il materiale o comunque supportare nella navigazione della piattaforma. Interrompo. Io, detto ciò, vi ringrazio moltissimo per la partecipazione. È stato un piacere diciamo, passare questa mattina con voi e spero che le parole che avete ascoltato oggi possano essere state interessanti per tutti voi. Allo stesso tempo anche questa piattaforma spero possa rivelarsi utile ed efficace per le persone che insomma vogliono iniziare questo percorso innovativo. Per qualsiasi cosa rimaniamo a disposizione e grazie mille a tutti e buona giornata.